buonasera a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Libri e Comics, bentornati in questa seconda puntata della quinta stagione di Archivio Jedi. E ciao ACF che stasera mi accompagna. Ciao Giorgio e ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Allora, finalmente torniamo col nostro appuntamento mensile in diretta, ma recuperabile anche in podcast, lo ricordo sempre per chi non ci può seguire appunto in diretta. E iniziamo subito a salutare un po' la chat, anche perché c'è da ringraziare subito Claudio Cianferotti che si è unito ai veri Jedi abbonandosi al canale. Quindi grazie Claudio e grazie a tutti gli altri già abbonati al nostro canale YouTube. Grazie a Christian che ci saluta con una donazione di 2 euro. Grazie mille Christian per la donazione, buonasera anche a te. E poi ciao a Carmelo, ciao a Gianluca, Giabba, Deraghi, Dardand, ciao e grazie mille anche a Gabriele che si è unito che si è abbonato al canale YouTube, anche lui è diventato un vero Jedi. E ciao anche a Giovanni, ad Alessandro, a Roberto che ci saluta proprio al volo e poi ci recupererà in differita. Ciao anche a Matteo, Stefani, Daniele, Riccardo. Bene, siete già tanti e come sempre oggi è il momento in cui tiriamo le somme del mese passato. Settembre è finito poco meno di 2 settimane fa, si è portato via l'estate, almeno qui fa freddissimo, dove a Milano, immagino anche nel sistema di Udine, Sistema di Udine. Esatto. Sì, confermo. E settembre si è portato appunto via l'estate e ci ha lasciato come sempre un buon quantitativo di libri e fumetti. C'è stato qualche spostamento, insomma un po' di modifiche rispetto a quanto preventivato, però siamo qui stasera per parlare come sempre delle nostre opere preferite. E ovviamente come la prima puntata di questa quinta stagione vi ricordo, almeno queste prime volte vi ricordo un po' come abbiamo strutturato questa diretta. Adesso vi facciamo un po' un recap delle uscite, così se non ve le ricordavate siete sempre in grado di scrivere una mail alla vostra fumetteria o ordinarle direttamente su Amazon, dei link in descrizione, recuperare le uscite, poi andiamo a commentarle una per una, ci concentriamo su un aspetto di un'opera con un piccolo momento di approfondimento in cui ovviamente vi invitiamo a interagire e poi vi raccontiamo quali saranno le uscite del mese di ottobre, quindi quello in cui ci troviamo, cioè le opere che saranno l'oggetto della diretta di novembre. Bando alle ciance, direi andiamo a prendere il nostro calendario delle uscite, che è il modo con cui alla fine anch'io tengo traccia di tutto. Se non lo conoscete, che vi ricordiamo di sincronizzare con la mail. Esatto. E col cellulare. Esatto, potete sincronizzarlo con l'email col cellulare, così avete tutto direttamente nel vostro calendario dello smartphone. Ve l'ho linkato qui in chat e vediamo che cosa è uscito a settembre. Allora, settembre ci ha sorpreso e deliziato, azzarderei, con ben 2 uscite da parte di Giunti Editore, che latitava da un po'. Disperso in azione. Esatto, latitava da un po', ma ha portato 2 prodotti interessanti, validi secondo me, che sono Le più belle storie volume 3, questo qua che vedete. Le più belle storie volume 3 è la raccolta delle graphic novel, cioè dei fumetti per giovani lettori che adattano la trilogia sequel e contiene l'unico adattamento a fumetti di episodio 9, dal momento che quello della Marvel non è mai uscito. Quindi è preziosissimo per questo. Successivamente, anzi contemporaneamente, è uscito anche i capolavori, Star Wars i capolavori The Mandalorian, che non so se tu hai recuperato. No, io personalmente no, ho avuto già la mia dose di Mandalorian Junior Novel e non avrei avuto il coraggio di affrontare un altro retelling. Anche io non l'ho recuperato, anche perché in fumetteria questo mese è arrivato tutto un po' a spizzichi e bocconi, ma si tratta di essenzialmente, anzi sapete cosa faccio? Forse riesco a mostrare una foto, sì, tra un attimo recuperiamo anche la foto, ma si tratta di un adattamento per giovani lettori, anche qua, della prima stagione di The Mandalorian, che viene rinarrata in maniera molto semplice e con delle illustrazioni. Adesso vi faccio vedere anche la copertina, se riesco. È un passetto un
po' più per giovani rispetto all'adattamento Esatto. di Panini, ecco. Cioè, mentre l'adattamento di Panini si può definire un romanzo, per quanto un romanzo per ragazzi, questo è più un libro illustrato con delle corpose didascalie, quindi chiamiamolo più in questa maniera. Oltre poi a queste due uscite della Giunti, che potete trovare, e lo dico subito per Mister 76 che ce lo sta chiedendo, ci sta anche salutando, ciao, lo puoi trovare io l'ho trovato in fumetteria, ma lo trovi anche su Amazon, c'è il link in descrizione, nelle librerie Giunti sicuramente, e nelle altre librerie dovresti pure trovarlo. Entrambi i volumi costano, mi sembra, 9,90 € esattamente, quindi sono molto abbordabili. Questo qui poi è anche abbastanza cicciotto di pagine e è cartonato, il formato è piccolino, lo vedete, però secondo me è una bella edizione. Poi andiamo un po' più nel dettaglio dopo. Il 9 settembre è uscito Star Wars 7, lo spillato dedicato alle serie a fumetti regolari del 2020, cioè appunto Star Wars 2020 e Darth Vader 2020. Adesso vi faccio vedere anche questa, la copertina. Anche questo non l'ho recuperato proprio perché sto aspettando quando arriveranno, prima o poi lo spero, i volumi brossurati. E qua la particolarità è che nonostante la serie di solito abbia sempre le copertine della serie Star Wars, in questo caso per questa copertina hanno deciso di utilizzare la copertina di Darth Vader 2020 numero 7. Scelta secondo me azzeccatissima perché è davvero una bella illustrazione, infatti l'abbiamo utilizzata anche per la sigla di questa puntata di Archivio Jedi. Nonché l'uso dell'aggettivo vero. Esatto, quindi molto di vedere. anche lui questo è il vero volto. Il nuovo livello di abbonamenti sarà i veri Darth Vader. Esatto. E il vero volto poi sembra una roba tipo Game of Thrones, sai che ci sono gli assassini. Sì. Esatto, quindi pensa a una cosa del genere. Arriviamo poi all'uscita bomba di questo mese, che anche questa oggi siamo abbastanza scusate, perdonate il raffreddore, siamo abbastanza imbarazzanti, ma non abbiamo nulla essenzialmente, ma è Maestro Apprendista. Di questo non ho neanche... Ah, tu ce l'hai, bravissimo. Sì. Ah, bravo. E a me non è arrivato, ho avuto un problema con la consegna, non sono ancora riuscito a recuperarlo, però questa era la bomba di questo mese, Maestro Apprendista, uno dei romanzi più attesi da parte di Panini Comics, e finalmente è arrivato anche in Italia. L'autrice, come sempre, è la grandissima Claudia Gray, e andiamo poi a parlarne più nel dettaglio dopo. L'edizione è la solita, dei volumi non Alta Repubblica, quindi brossurata, 24 €, giusto? Sì, confermo. E sono 400 pagine circa, mi sembra. Sì, esatto, giusto. Più o meno. Corrette, proprio 400 tonde. Hai visto? Ho tirato un numero a caso, però 400 mi sembrava. Grande mago. Esatto. Mister 66 sì, è canon, per cui canonicissimo, poi ne parliamo meglio dopo. E il 30 settembre, proprio a ridosso, quindi della fine del mese, e invece è uscito Bersaglio Vader, questo ce l'ho io perché invece CF non l'ha recuperato ancora perché su Amazon non c'è. Bersaglio Vader è una miniserie a fumetti autoconclusiva, anche se in realtà si inserisce un po' in una trilogia di fumetti dedicata a Bailert Valance, il cacciatore, il vero cacciatore di taglie prima di Boba Fett, vorrei sottolineare. E si inserisce un po' in una trilogia di fumetti dedicati a Valance e nonostante appunto ci sia Vader in copertina e nel titolo, non è una miniserie su Darth Vader, e ci tengo a sottolinearlo perché un po' di voi ci hanno scritto: ma allora la nuova miniserie su Vader si ricollega a Visioni Oscure? No, non è una miniserie su Vader, è una miniserie sui cacciatori di taglie, su Valance in particolare, dove Vader per l'appunto non è il protagonista, ma è l'oggetto della missione. Serve a far presenza in copertina. Esatto, serve a vendere essenzialmente. Ed è uscito anche The Mandalorian, lo speciale della stagione 1,
un volume cartonato che io non ho trovato in fumetteria perché era finito, con il mio grande dispiacere, che contiene essenzialmente, correggimi se sbaglio, CF, un po' di informazioni di concept art, un po' di foto dal set, un po' di interviste, un po' di tutto, diciamo, Sì, sì, giusto? ne parliamo magari meglio dopo, però diciamo che è un calderone con un po' di tutto. Ok. E io direi di partire dall'inizio, quindi ripeschiamo le opere giunti. Appunto, per quanto riguarda i capolavori The Mandalorian, ve l'abbiamo detto, non è niente di speciale, può essere una maniera carina di rivedere, rivivere la prima stagione di The Mandalorian se avete un figlio molto piccolo magari, o un fratellino, appunto in età proprio di inizio lettura, ecco, quindi non adatto al romanzo. Mentre invece io spenderei qualche bella parola per per le più belle storie, perché secondo me, nonostante il formato, diciamo, non proprio da fumetto e quindi le tavole non rendono benissimo, è un bel volume ed è bello avere tutta la trilogia sequel in un unico volume. Poi personalmente mi piace molto lo stile di queste graphic novel, lo stile proprio grafico, e tra l'altro sono realizzate anche da alcuni disegnatori italiani, se non sbaglio. Sì. Non, Quello è uno dei punti di cui parleremo, Giorgio, infatti, quello che non riesci a trovare esatto, ora. non Proprio riesci quello. mai a trovare, Non però c'è. non c'è, ma perché non Eh, è così neanche in originale. In realtà io adesso ho un vuoto di memoria, non mi Igor ricordo il nome. Chimisso. È Igor, giusto? Grazie. Mhm. E, e forse anche l'altro aspetto un po' negativo dell'edizione sono le pagine opache, molto sottili, per cui sembra un po' di star sfogliando una Bibbia, no? Come sempre, il nostro esempio di pagina sottile, Mm. e la pagina opaca diciamo che non fa proprio risaltare i colori. Quindi poi è compensato dalla solidità complessiva dell'edizione e dall'effetto lucido in copertina, cioè comunque è bello come volume da tenere in mano. E poi ovviamente ha il grande pregio di avere l'adattamento a fumetti di episodio 9. Tuttavia, ecco, forse sarebbe stato, cioè io avrei preferito vedere anche un'edizione più a fumetti fatta da Panini, che insomma i fumetti comunque li sa fare. Poi dimmi tu che ne pensi, CF. No, boh, come l'hai detto tu, tutti i pregi, comunque il prezzo contenuto, un elevato numero di pagine perché sono 200, 300, quante sono? Eh, 250 praticamente. esatto, il solito difetto che, se tu mi confermi che anche in originale è così, alzo le mani, però comunque è sempre brutto, diciamo, quando chi ci ha lavorato non viene accreditato. Ecco, non leggere i nomi di chi ha dato vita a queste tavole, francamente, è un po' brutto. Le altre edizioni, secondo me, erano meglio perché avevano lo stesso prezzo, però avevano il bonus di avere ciascuno una storia aggiuntiva. Cioè, ricordiamo che quello della trilogia originale aveva dentro, non si è ancora capito per quale motivo, la miniserie completa Han Solo Cadetto Imperiale, che è una serie appunto della Marvel, mentre quello della trilogia prequel aveva la graphic novel di Rogue One. Ecco, si è persa l'occasione di inserire la graphic novel di Solo in questo volume, dato che era l'unica che mancava all'interno della raccolta. E ricordiamo che sono state edite da Panini singolarmente queste, A parte quindi quella di episodio 9. a parte quella di episodio 9, giusto? Quindi sì, l'enorme pregio è quello di avere episodio 9, però dall'altro c'è una mancanza in questo volume che comunque lo rende, secondo me, un acquisto altamente consigliato anche per il prezzo assolutamente abbordabile. E tra l'altro Matteo appunto dice: grazie alle più belle storie della trilogia originale sono finalmente riuscito a far avvicinare mio nipote alla saga, per cui effettivamente lo compro per mio nipote o lo prendo per il mio fratellino. In questo caso era veritiero. E io vorrei dire che il Palpatine Undead di episodio 9 È è bellissimo. disegnato in maniera splendida, è proprio bellissimo da vedere. Io non posso, cioè, posso avvicinare, però poi dovrei mettere a C'è un art fuoco. che è un po' più grande, prima del numero, si dovrebbe vedere bene, eccolo qua.
È stupendo, davvero stupendo, proprio uno delle illustrazioni più belle, e devo dire anche Ben solo, quando è Ben e non è Kylo Ren, rende moltissimo, e tutta la scena finale è davvero, davvero bella, anche proprio come sono rese le tavole, l'impostazione grafica funziona molto bene. A me È un po' lo un peccato che stile sia piace un così sacco. è un po' un peccato che sia così piccolo, ecco, perché per il resto è davvero bello. Si perdono un po' i dettagli, però secondo a me i volti di Igor fanno impazzire. A me piacciono un sacco, onestamente, Sì, no, quindi lo stile è approvato. bellissimo, Mh-mh. assolutamente. E per cui sì, super, super consigliato, e recuperatelo, e recuperate anche gli altri, così almeno se non li avete già presi nell'edizione Panini, perché almeno è davvero bello poi vedere anche tutta la sequel disegnata con lo stesso stile. Dirò di più, è bello vedere tutta la saga degli Skywalker disegnata con lo stesso stile, quindi è bello avere questa Sì, diciamo che a differenza uniformità. di adattamenti Marvel non aggiungono niente, le battute spesso sono quelle del film. Diciamo che lo prendete per vedere appunto uno stile grafico un po' diverso, ecco, Appunto per far leggere a vostro figlio, ai vostro più giovani. nipote, vostro fratello, eccetera, eccetera, queste storie. Saltiamo anche a pie pari Star Wars 7, lo sapete che non parliamo mai degli spillati qui in Archivio Jedi, poi recuperiamo tutto quando si tratta dei volumi, No però spillati zone. esatto, quindi vi ricordiamo comunque, è uscito il 9 settembre, contiene Star Wars 2020 numero 7, Darth Vader 2020 numero 7, costa i soliti 5 euro, e quindi è il solito spillato. Arriviamo invece al piatto forte, diciamo, cioè Maestro Apprendista. Faccio iniziare te, visto che tu hai avuto modo almeno di recuperarlo. Mh-mh. No, allora come hai già annunciato prima, l'edizione è quella classica brossurata con alette. La prima, diciamo, sorpresa che si ha quando si apre il romanzo è nella sezione dalla stessa autrice, che ci conferma che arriverà anche il manga di Leia, principessa di Alderaan, con gioia e dolore per quanto riguarda i manga, ma fa sempre piacere avere comunque un'uscita in più. La storia è scritta da Claudia Gray, questo è il suo quarto romanzo scritto di Star Wars, ma il quinto ad essere arrivato in Italia, perché è arrivato prima nell'oscurità, ricordiamo, per il progetto L'Alta Repubblica. Secondo me questo è un buonissimo romanzo, è forse quello che ho sentito un po' meno. Ho visto qualche debolezza anche nell'oscurità, però lì comunque era sostenuta da personaggi nuovi, comunque da un'ambientazione nuova. Qua ho visto un ottimo, io nella recensione l'ho definito, in cui uno dei rari casi in cui i singoli componenti sono presi singolarmente e sommati è meglio appunto della somma generale di tutte. In questo romanzo, più che la chimica generale, è molto importante a livello di elementi singoli. Abbiamo il rapporto, ovviamente maestro-apprendista, abbiamo dei flashback molto molto interessanti su quello che è l'apprendistato di Qui-Gon quando era appunto a fianco del suo maestro Dooku. Si ha in modo molto preponderante, viene riproposto il tema delle profezie. C'è qualche piccola chicca, diciamo, anche come si scopre perché Obi-Wan odia pilotare, odia volare, però comunque sì, dai, lo definisco un buonissimo romanzo, senza magari appunto le vette di epicità in cui eravamo stati abituati molto bene con lo Stars, o anche penso a Bloodline per la sua particolare collocazione temporale. Io sono stato davvero soddisfatto, comunque era uno dei titoli che non potevano assolutamente mancare. Era uno, penso, dei pochi nomi di vero peso che attualmente ancora mancavano in Italia, quindi ragazzi, iper consigliato. Esatto, andate a comprarlo assolutamente. Certo, adesso che hanno portato questo, ne manca un altro che sarebbe Dooku Jedi Lost, così noi lo ripetiamo sempre perché fa bene, quindi è bene ripeterlo. Io ho trovato che Maestro Apprendista abbia, rispetto gli altri romanzi della Grey, un problema di ritmo. Cioè, gli altri romanzi della Grey avevano proprio un ritmo sostenuto e ben distribuito, invece qua fa davvero fatica a ingranare, secondo me. Poi una volta che ingrana, ha ingranato, però all'inizio soprattutto intanto dici perché non mi hai fatto un romanzo su
Qui-Gon e Dooku, perché all'inizio è molto più, cioè almeno io mi ero molto più interessato ai flashback che alla trama, che comunque poi nel complesso non è che sia niente di che, però appunto secondo me fa fatica a ingranare. A parte questo, poi Claudia Gray scrive sempre bene, è sempre scorrevole, quindi il libro si fa leggere. E A appunto differenza di qualcuno. ci sono tante chicche. Questa delle profezie la approfondiremo ancora di più, delle profezie che vengono menzionate nel romanzo in un video dedicato che vi spoiler arriverà tendenzialmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e ci sto già lavorando, e appunto i flashback con la presenza di Dooku, e poi il fatto che questo romanzo sia stato scritto in maniera sinergica proprio con Cavan Scott, quindi io dopo la lettura di Maestro Apprendista consiglio vivamente l'ascolto o la lettura di Dooku Jedi Lost. Poi insomma sarebbe bello avere la certezza, avere la garanzia che anche questo romanzo, questo audiolibro arrivasse in Italia, e incrociamo le dita. E anche Riccardo dice il rapporto di Qui-Gon con il Consiglio molto interessante, vero? Anche questo mi è piaciuto molto, anche per come è legato alla profezia di quello che ascenderà al più alto livello dell'ordine Jedi, e nonostante il parere contrario. Insomma, è bello vedere dei retroscena di alcune cose che poi noi vediamo effettivamente in episodio 1, poi in realtà dire nella trilogia prequel sarebbe un po' troppo, vista la durata di Qui-Gon. Però sono sicuramente aspetti interessanti. E invece ti chiedo, visto che io non l'ho recuperato, a livello di refusi di traduzione, come ti sembra? Allora, qua mi sono dovuto, ringrazio sempre comunque chi mi manda, perché ovviamente non è che posso No, beh, rileggerlo nella certo. loro interezza, purtroppo. Ringrazio Gianluca Trevisan che mi manda i refusi che trova, e ce ne sono pochi, ma diciamo nell'ordine naturale delle cose. Anche Per quanto ri- Riccardo dice molto bene, dice soltanto 3 piccolini, Sì, lui ne ha notati. 3-4 ne erano trovati. Ok. I termini purtroppo questo non so dirti, però sto vedendo comunque la tendenza generale, grazie anche, ne parleremo dopo, a Mandalorian, c'è comunque un netto miglioramento, questo bisogna assolutamente riconoscerlo. Bene, 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 bene. E poi arriviamo invece alle ultime due uscite, appunto, adesso magari parlo io di Bersaglio Vader, e così poi ti lascio parlare di Mandalorian, che tra l'altro io Mandalorian neanche lo volevo prendere, poi ne avete parlato tutti così bene che mi sa che lo prenderò. Allora, Bersaglio Vader, come vi ho già detto, appunto si inserisce un po' in una trilogia, tutta tra l'altro scritta da Robbie Thompson, dedicata a Valance. Questa trilogia, tra virgolette, si compone dell'adattamento a fumetti di Solo, a Star Wars Story, poi del fumetto Cadetto Imperiale e appunto di Bersaglio Vader, ed è un grosso, diciamo, preludio poi alla serie regolare Cacciatori di Taglie, dove Bellard Valance è effettivamente un po' il protagonista. Valance è un personaggio che nasce, per chi non lo sapesse, nel Legends. È lui il primo cacciatore di taglie che compare proprio nella storia di Star Wars, nei fumetti della Marvel. Ed è stato poi ricanonizzato appunto da Robbie Thompson nell'adattamento a fumetti di Solo, andandolo a rendere un commilitone di Han su Mimban, essenzialmente. E andando a raccontare che anche Valance, insomma, era un pilota, poi ha subito un primo incidente, gli hanno iniziato a impiantare l'occhio, poi l'hanno degradato, è andato come soldato semplice su Mimban, è finito sopra un'esplosione, e questo, il passato di Valance, viene ulteriormente approfondito anche in quest'opera. Cosa racconta poi in realtà quest'opera? Racconta di un sindacato criminale, anzi di un'organizzazione criminale, sindacato è un po' un'esagerazione, di un'organizzazione criminale di trafficanti d'armi che ingaggia Valance e un altro gruppo di cacciatori di taglie un po' disperati, nel senso che non sono sicuramente i migliori, c'è Dengar, però in quel momento un po' disperati in cerca di lavoro, per assassinare, uccidere Darth Vader, in maniera tale da, diciamo,
liberarsi dal segugio dell'imperatore, perché questo gruppo di contrabbandieri di armi sta trafficando con la ribellione. La storia poi vedrà una serie di colpi di scena, di come dire, cambiamenti di fazioni, e in tutto poi andando anche a giustificare, e secondo me in maniera molto, molto semplice ma molto efficace, anche le scelte di Valance in base al suo passato e a una serie di personaggi ricorrenti, ad esempio la sua fidanzatina, la sua amata sul suo pianeta natale, e agli avvenimenti che appunto l'impero compie sul pianeta natale di Valance. Quindi secondo me è molto riuscito come storia, funziona bene secondo me proprio perché comunque è autoconclusiva, cioè rispetto ad esempio al primo cacciatore di taglie, il primo brossurato della serie del 2020, che è una storia un po' dispersiva, questa funziona meglio proprio come distribuzione tra flashback e storia del presente. L'unica nota, diciamo, un po' negativa è che ai bellissimi disegni di Stefano Landini si alternano alcuni altri disegnatori, secondo me non dello stesso livello, che danno un po' di diciamo senso di spaesamento, cioè sembra a un certo punto il fumetto sembra un fumetto magari davvero per bambini, per giovani lettori, poi giri pagina e tornano i tratti normali, quindi questa è una cosa un po' strana. Poi vabbè, non è la prima volta che succede, però avrei preferito lo stile di Landini sempre, ecco, questo per quanto mi riguarda. E adesso invece veniamo allo speciale di The Mandalorian. Io prima però ti farei una domanda. Sì, vai. Perché io non l'ho ancora letto, Sì, Bersaglio sì, Vader, sì, e avrei dovuto leggerlo prima di Cacciatori di taglie, però l'ordine della pubblicazione in Italia è stato diverso. Allora, io non sono un grande fan del rilancio di Valance, ti spiego, perché comunque nella serie originale Marvel il personaggio era molto inquadrato. Si ha un cambiamento nel duello che ha contro Vader, dove muore la prima volta, viene ripescato per il numero conclusivo, il 108, contenuto nel Cremisi Eterno, dove comunque la storia del personaggio viene ripresa, ma trova comunque anche una sua, secondo me, carina conclusione. Non capisco perché puntare così tanto su questo personaggio, diciamo pure stravolgendolo, perché lui era cattivo, punto. Il cambiamento arriva solo alla fine nella sua storia originale, ma non capisco perché non puntare su un personaggio nuovo, perché comunque sia appunto Cadetto Imperiale, sia Bersaglio Vader, sia la serie Cacciatori di taglie. Cioè mi sembra che si stia tanto puntando su questo personaggio, però almeno per quanto ho letto finora, soprattutto i due Cacciatori di taglie, per cui avevo un sacco di hype, ha un sapore davvero insipido. È come se secondo me non riuscissero a trovare la quadratura del cerchio per questo personaggio, per farmi dire ok, mi interessa davvero di lui, voglio capire cosa sta facendo e dove sta andando, che questo secondo me è il grande difetto che manca la serie Cacciatori di taglie nei primi 2 volumi, nonostante le ottime premesse. Perché devo interessarmi a questo personaggio? Allora, questo devo dire, io condivido abbastanza la tua disamina, cioè poi in realtà capisco anche la motivazione, perché comunque Valance è stato un personaggio importante dal punto di vista filologico, ci sta ripescarlo. Così importante, ti chiedo, rincarando la dose? Secondo me sì, è stato il primo cacciatore di taglie. Ma è qualcosa talmente è abbastanza elitario, comunque la serie Marvel originale, per quanto è rimasta nei cuori di tutti, non penso sia la prima serie che viene in mente quando si parla a un fandom, tra virgolette, mediamente edotto, anche per quanto riguarda libri e fumetti. Cioè, se ci penso, è una delle ultime cose che ho recuperato io, proprio per il suo certo, però carattere. secondo me questo, cioè negli Stati Uniti è un po' diverso. Beh, è vero. Cioè, secondo me, ora dovrei cercare magari qualche intervista a Robbie Thompson, dovremmo scrivergli, magari lui era uno di quelli che da ragazzino la serie regolare la leggeva. Quando ha avuto la possibilità, lui ha deciso di ripescarlo. Anche Hidalgo è uno che, se non sbaglio,
è un fan di Valance, se non Sì, ma sbaglio. oltre al ripescaggio c'è comunque un progetto molto, sembra ambizioso, perché comunque lo si ha in 4 archi narrativi al centro, non è poco Sì. per un personaggio secondario. No, certo, però secondo me questo è anche vero quello che dice Deboz, cioè Valance è davvero noto al pubblico, cioè vale quasi come un personaggio nuovo, cioè lo puoi davvero, e secondo me è molto spendibile, cioè lo puoi stravolgere senza che nessuno si arrabbi, perché cioè è comparso poco, nessuno andrà a scrivere, però Valance una volta, mentre invece qualcuno per Throne l'ha scritto, per Valance no. Devo E rimediare. per cui secondo me Valance aveva la possibilità di essere un omaggio al passato, magari proprio anche alle esperienze del creator stesso, e anche una tela bianca su cui costruire qualcosa di nuovo. Però con tutto sommato un design iconico, visto che poi è stato anche copiato da Terminator, per cui Cable anche. da Cable anche, esatto. E questo volume comunque secondo me dà un po' più di sostanza alla backstory. Rimane comunque il fatto che non è che chiarisca gli eventi, ad esempio, di Cacciatore di Taglie, cioè non li chiarisce, però almeno il passato di Valance adesso è un po' più chiaro dopo aver letto questo volume. Quindi secondo me comunque funziona. Poi è bello perché qua riusciamo a vederlo anche in diversi momenti, cioè rispetto a Cadetto Imperiale, dopo, insomma, lo vediamo un po' in tutte le fasi con anche dei flashback che si ricollegano bene agli altri 2 volumi. Quindi non è così estemporaneo, per questo dico un po' trilogia, tra virgolette. Abbiamo dovuto aspettare tanto per vederlo, perché è stato pubblicato giugno-luglio 2020 sul primo numero sugli Spillati, quindi è passato davvero un sacco di tempo dagli Sì, Spillati, giugno-luglio 2000, effettivamente. sì, circa un annetto. Però del resto siamo ancora indietro con Star Wars. Star Wars 2015, quindi purtroppo è andata così. Però finalmente è arrivato e appunto si inserisce bene nel discorso Cacciatori di Taglie e annessi e connessi. E invece, allora, questo speciale della stagione 1 è la vera sorpresa del mese passato? Allora, la risposta definitiva la avrete domani sera, che ricordiamo arriva la mini recensione sul sito, però la risposta in breve è sì, sì, perché seppur non aggiungendo niente di nuovo o particolare, diciamo la mano vincente di questa pubblicazione è il formato, che è 21 x 28 centimetri, quindi è comunque bello grandicello, e il prezzo che è solo 7,90, cosa che non mi spiego per un cartonato di 80 pagine, se lo si relaziona anche ad esempio ad altre pubblicazioni fumettistiche e non solo. È un insieme, come avevi accennato, di pochi artwork, in realtà molte immagini. Ci sono più che interviste, ci sono brevi aneddoti legati a frasi rilasciate dai vari attori o dagli addetti ai lavori, più di qualche informazione canonica in universe. E ricordiamo che è analoga a una pubblicazione che è stata rilasciata nel maggio in lingua originale, che ha 96 pagine. Questa edizione ne ha 80, però vi confermiamo, e lo troverete scritto anche nella recensione, che i contenuti sono assolutamente medesimi. Il minor numero di pagine è dovuto al fatto che le immagini sono state un po' riallocate per stare col testo. Alcune immagini a doppia pagina sono state sacrificate per appunto guadagnare un po' di spazio. È un consiglio lo consiglio davvero a tutti, perché anche solo per il piacere di rivedersi le immagini. Adesso magari vi tiro fuori l'immagine a doppia pagina di Mando e effettivamente guardate, quindi è molto bella da vedere anche. Carta lucida, quindi? Carta lucida, sì, sì. Sono foto sia del prodotto finito, quindi frame della serie TV, che anche appunto immagini di produzioni dove vediamo la gente all'opera con i costumi o con l'animatronic di Grogu. Quindi ragazzi, non fatevelo sfuggire, perché comunque per
questo prezzo è sempre bello avere in libreria un volumetto dedicato a Mandalorian. E ricordiamo che sui vari shop online è stato da poco confermato a livello di scheda prodotto, aspettiamo ovviamente sempre l'annuncio ufficiale di Panini, che arriverà anche quello della seconda stagione. Quello della seconda stagione, però ho visto che in originale mi pare che debba uscire a maggio addirittura del 2022, quindi nonostante sulla scheda prodotto sia scritto febbraio-marzo, è assai improbabile che arrivi prima dell'uscita in lingua originale. Ecco, noi ci speriamo sempre, però sappiate che probabilmente c'è da aspettare ancora un annetto o comunque più 6 mesi. E sarà molto più ciccioso ovviamente a livello di contenuti tra Ahsoka e Luke e compagnia bella. E inoltre ricordiamo che cioè gli unici libri usciti su The Mandalorian è l'Art of, la guida completa, cioè il visual dictionary, il romanzo e altre opere cartacee tie-in di The Mandalorian sono tutte state cancellate. C'era anche quell'abominio chiamato The Art Imagery, che era tipo art sì. e foto, ma ho Art letto sempre Imagery, recensioni pessime sì. di quello. Beh, ovviamente c'era anche la Junior Novel che è già uscita, però non esiste un visual dictionary, per cui non esiste un'opera con delle foto backstage se non questa. Quindi questa secondo me è un'ottima soluzione per recuperare a poco prezzo appunto un po' di Un palliativo foto. temporaneo. Esatto. Art Imagery, se lo trovate sugli store online, io ve lo sconsiglio perché contiene una serie di concept art, ma soprattutto rielaborazioni di altri artisti di elementi di The Mandalorian, quindi non sono neanche robe originali, cioè sono tipo poster, roba promozionale, appunto rielaborazioni grafiche, niente di utile. Almeno qua comunque ci sono foto di scena, ci sono stralci di interviste, appunto, dichiarazioni, elementi di lore, quindi assolutamente andate con questo, che comunque è una pubblicazione italiana e non sbagliate. E ovviamente poi se volete complementare c'è l'Art of, quello dell'Abrams Books, che è sempre una grande certezza, ecco, come qualità prodotto, per cui anche con quello non sbagliate. O appunto la Junior Novel, il romanzo, secondo il titolo Panini, per rivivere proprio le avventure sotto forma cartacea, ecco. Bene, molto bene. Allora, se avete domande, questo è un po' un momento mentre ci prepariamo ad affrontare il focus di questa puntata di Archivio Jedi, e per cui se avete domande fatele adesso. Intanto noi vi diciamo che oggi come focus vogliamo concentrarci sul discorso profezie, non appunto su il significato di queste profezie in universe, che invece andremo a esplorare col video che sto realizzando, che sto montando, per cui arriverà nelle prossime settimane, ma invece vogliamo un po' parlare delle profezie in generale, per cui quali altre profezie sono presenti in Star Wars, dove sono presenti e quali altre profezie un po' utilizzate come strumento narrativo ci vengono in mente, quando sono state ben usate e quando no, quindi qual è la fascinazione anche a livello narrativo per i vaticini, le profezie, eccetera, eccetera. Cef, tu prima in pre-live mi stavi parlando di qualche altra profezia sempre, diciamo, relativa alla galassia di Star Wars. Quali sono quelli che ti venivano in mente? Perché Allora, sai che sul New Jedi Order io sono un po' manchevole. Allora, beh, la prima che mi viene in mente è il penultimo romanzo del New Jedi Order, che si intitola proprio The Final Prophecy, scritto da Greg Keyes, autore che io adoro perché è uno dei pochi autori in inglese che mi ha lasciato un ottimo, tra virgolette, retrogusto all'esperienza, perché si ha un'ottima storia corredata da una lettura estremamente scorrevole, non dico come facile, però proprio comunque una costruzione che permetta davvero alla lettura di scorrere e di mantenere attivo e vivo l'interesse del lettore.
La profezia finale, riassunta in breve, per chi vuole ricordiamo c'è la recensione con tutta anche la sinossi estesa di quello che è questo romanzo. La profezia finale è Nomanor, praticamente l'avanguardia vista anche nell'impero Cremisi 2 degli Yuuzhan Vong nella galassia, di cui vi mostro l'action figure pupazzetto. È un agente dei Vong che viene praticamente tradito, abbandonato appunto dalla casta dominante, viene esiliato, abbandonato nei bassi fondi di Coruscant, che è stata conquistata dagli Yuuzhan Vong, è stata rinominata Yuzan-Tar, che è il nome del loro pianeta natale. Lui diventa questo profeta per appunto i disonorati, la casta più bassa, ed emette questa profezia che parla di un ritorno di un pianeta vivente e della disfatta del leader degli Yuuzhan Vong. La cosa, secondo me, bellissima e più divertente è legata al fatto che lui inganni queste persone, lui non è un vero profeta ovviamente, e le usi per raggiungere i suoi scopi. E il bello di questa profezia è che nell'ultimo capitolo si rivela completamente azzeccata ed è tutta vera praticamente, quindi si realizza il ritorno del pianeta Zonama Sekot, che è uno dei punti centrali dell'universo espanso. Purtroppo non compare in nessuna delle opere italiane, viene solo menzionato in Eredità, e praticamente appunto la profezia che parlava del ritorno degli Jedi che sconfiggeranno gli Yuuzhan Vong e porteranno una nuova era di pace, scardinando appunto la casta dominante degli invasori extragalattici. Se penso alle profezie, però, mentre... Ma ti faccio una domanda prima, di curiosità. Ma questa profezia, che non è una profezia, però poi si verifica, è una profezia autoavverante, cioè quelle cose che continui a ripetere, continui a dirti che alla fine poi succedono perché tutti si autoconvincono e poi alla fine tutti operano nella maniera che dice la profezia, oppure è casuale la cosa? Cioè, No, è assolutamente casuale, perché tra l'altro l'avevo riportata la profezia nella recensione, quindi se volete andarvela a leggere in ho inglese, mandato adesso anche il link in chat, per perfetto. cui la potete leggere. E no, la profezia è talmente difficile per essere qualcosa che dipenda dal singolo o dai singoli, che non è autoavverante, però è, chiamiamola, volontà della forza, perché davvero si realizza in tutte le... con sorpresa dello stesso Nomanor, ovviamente, che era il primo a sapere che la sua profezia non era assolutamente vera, ma solo per dare speranze e utilizzare questi poveri ultimi membri della casta per appunto cercare di riguadagnare la sua posizione e comunque vendicarsi di coloro i quali lo avevano esiliato. E prima che ti interrompessi, di altre profezie, cosa ti era venuto in mente? Vabbè, ovviamente non si può non menzionare la profezia, quella attorno alla quale ruota la trilogia prequel, ma prima di arrivare a quella stavo ripensando, mi è venuto il flashback del finale della sesta stagione di Clone Wars, ovvero Vero? quell'ambito molto ambiguo con le sacerdotesse, dove che sembra che venga detto che il prescelto sia Luke, perché c'è un certo punto in cui viene chiaramente detto il figlio sarà il prescelto o qualcosa del genere, riferendosi, c'è la menzione, se adesso qualcuno magari nella chat mi dà una mano, avevo anche salvato da qualche parte la frase, però mi ricordo che mi aveva colpito, perché appunto essendo cresciuto con la storia di Anakin come prescelto di questa fantomatica profezia, che ricordiamo l'abbiamo finalmente avuta per iscritto in Maestro Apprendista, che nel Legend invece era contenuta nel cammino Jedi, se non sbaglio, veniva Però, proposta. però era Era tutta barrata di nero, cancellata. era tutta cancellata. Lì davvero, io devo dire, la prima volta che ho preso in mano il Cammino Jedi, credo, non mi ricordo, ho la prima edizione italiana, per cui doveva essere, credo, tipo il 2007, una roba del genere. E io giuro che pensavo fosse stato, cioè avessi una copia fallata, perché l'ho aperto e sono rimasto malissimo. E poi ho capito che non era fallata, però all'inizio ho aperto questo libro tutto cancellato, ho detto ok. Bellissime quelle edizioni. Infatti anche il volume dei Cacciatori di Tagli ha tutte le pagine
coi bordini seghettati, e uno effettivamente, se non sa, non capisce se è un errore di produzione o è fatto proprio così. La migliore secondo me resta il codice SIT, che ha Sì, gli spezzoni di vari libri, che proprio si vede che i bordi che pagina sono sono tutti diversi. differenti. Sì, 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 Quello è davvero ottimo. decisamente. No, invece io appunto sulle profezie avevo ragionato più sul discorso appunto profezie in altre opere, perché no, se ci pensi la profezia può essere uno strumento molto, cioè potenzialmente molto pigro, no? Di narrazione, perché se tu metti l'elemento profezia, boh, hai fatto, cioè il tuo protagonista è l'erede, il tuo protagonista è quello, il prescelto, chiamalo come vuoi, però cioè, secondo me può essere, ovviamente dipende da come viene gestita, può essere una strategia un po' pigra. Quello che ad esempio, poi ci sono diverse strade, cioè Paul, lui sa di essere il prescelto, cioè sa di essere il Modib, cioè sa che c'è una nel senso lo sa e nonostante lui cerchi di evitare di compiere le sue visioni, alla fine le compie, cioè è consapevole e si lascia trasportare dalla profezia. Invece ci sono altre opere in cui il prescelto non sa di essere il prescelto e invece opera autonomamente e tutti cercano di fare in modo che lui non scopra, lui o lei non scopra di essere il prescelto perché se lo dovesse scoprire allora non lo sarebbe, non Devierebbe dal porterebbe suo più. percorso. Esatto. Poi ci sono opere a metà, tipo Harry Potter è un po' a metà, cioè lui lo scopre, non lo sa all'inizio, lo scopre, scoprendolo decide di eseguirlo, però non del tutto, cioè è strano, come dire, come strumento narrativo, cioè può essere gestito in maniera varia. E Anakin credo che lo sappia che lui, non di esserlo, però quantomeno che si dica che lui è il prescelto, lo sa, perché mi sembra chiaro che il Consiglio Jedi comunque ne parli con lui e anche su Mortis, se non sbaglio, si parla di lui come il prescelto, quindi lui dovrebbe saperlo di esserlo. Quindi è interessante sotto questo punto di vista cercare di riportarci ad altre opere e dire ok, ma Anakin in questa costellazione di personaggi prescelti dove si colloca? Pienamente consapevole, pienamente inconsapevole o a metà strada? Secondo te? Secondo me è abbastanza consapevole, ma non per forza intenzionato, cioè nel senso non è intenzionato al compimento della profezia. Non ci crede, ma è il primo che ci vuole credere, secondo me. Sì, Gli fa esatto, molto esatto. comodo. Poi lui, penso più di una volta in Clone Wars, si vede che dice io solo sono padrone del mio destino. Comunque anche su Mortis, appunto, quando Sì. lui si scopre destinato, quando ha la visione, lì crolla proprio, lì capisce che poi la memoria gli verrà cancellata, però lì è forse l'unico momento in cui vediamo la consapevolezza di essere il prescelto, proprio perché è comunque una visione indotta dalla forza, però per il resto è come dici tu, non ci crede fino in fondo, però vorrebbe che. E poi comunque viene meno questa cosa del riportare l'equilibrio. A un certo punto lui se ne disinteressa completamente, quindi a un certo punto in episodio 3 lo vediamo chiaramente rinunciare alla sua possibile eredità per dire non mi interessa più, se ci credevo ora non ci credo più, l'importante è solo salvare Padme. Quindi c'è anche appunto il rifiuto di quello che potrebbe essere o quello che è stato il suo cammino fino a quel momento. Per fortuna che hanno inserito nelle righe della profezia del prescelto la parola attraverso di lui, che può avere qualsiasi significato, perché adesso attraverso vuol dire, ma sì, insomma, è la sua eredità, la sua...
attraverso, cioè non è per forza per mano sua. Attraverso una telefonata 30 anni dopo. Sì. Rise. Anche lo E Kvisat Haderach gli hanno messo il deve Rise. Sono stato sì. malissimo in quella scena. Ma vedi che allora se ci pensi è un punto in comune di tutti i prescelti, anche Harry Potter Mh. deve sorgere dopo essere stato ucciso in quanto Horcrux, deve sorgere Salutiamo anche Carlo lui. Cosolo che ci sta fulminando. Sì. Ha gli incubi tipo Vietnam ripensando al Rise. Ehm, Poi vabbè, ci sono profezie più criptiche, cioè tutte queste profezie di cui abbiamo accennato, che sia il Muad'Dib, che sia Harry Potter, il prescelto, sono tutte profezie dove, cioè, dove lo spettatore o il lettore sa chi è il prescelto, quindi noi abbiamo anche una percezione diversa. Poi ci sono opere, penso a Game of Thrones, dove tu non sai, cioè tu conosci le profezie, ma non sai a chi le profezie sono rivolte. Invece, tutto sommato, noi in Star Wars sappiamo chi è il prescelto, per quanto ci siano sempre discussioni e per quanto Filoni appunto sia Sia convinto un che Luke sia... criminale. O come dice Mattia, cerca di essere un po' più, come dire, Sì, conciliante. Secondo me Filoni vuole fare intendere che Obi-Wan sia convinto che Luke sia sì. il prescelto. Sì, ma direi per certo. E ci sono appunto opere come Game of Thrones dove invece il prescelto tu non sai chi è, cioè non sai chi è il soggetto della profezia. Penso a quella di Cersei, della regina giovane. Ce ne sono un sacco di regine giovani, tu non sai se sarà la Khaleesi, se sarà... se mi ricordo, Marjorie, Tyrell, insomma, ci sono varie interpretazioni, quindi lì forse ed è un po' la condizione in cui siamo in maestro apprendista, no? Perché anche lì i personaggi cercano di attribuire dei soggetti alle profezie. Poi ovviamente noi lettori siamo onniscienti, in questo caso il romanzo è arrivato dopo e quindi noi possiamo dire, ok, i personaggi non lo sanno, però il prescelto deve ancora arrivare. Invece, ad esempio, prima che finisse la serie, o comunque quando mai finiranno i romanzi, cioè per adesso i lettori di Game of Thrones non sapevano a chi si riferissero le profezie. Quindi secondo me è anche divertente quando l'autore gioca un po' con il lettore, con le profezie, poi dipende come viene fatto. Questo gioco ne approfitto al balzo per cogliere lo spunto. Si collega anche molto a quello che hai detto prima per quanto riguarda Paulin Dune, che ricordiamo, non solo Paulin Dune, ma anche appunto il figlio Leto II Atreides. E mi ha colto l'ispirazione prima, e questo è Doomsday Clock, che è il volume, che è il seguito, il vero e proprio seguito di Watchmen, quando i personaggi sono stati acquisiti dalla DC Comics e quindi è stato creato una sorta di merge, di amalgama che ha unito i due universi, quello di Watchmen e quello appunto della DC, dei personaggi di Batman, Superman, Wonder Woman. L'elemento centrale ovviamente che si ricollega un po' alla profezia barra visione del futuro è il personaggio del dottor Manhattan. Noi per un personaggio come per Muad'Dib, una volta che comunque si assueffa, in italiano porca miseria, comunque Si abitua, dai. si abitua alla spezia, comunque appunto completa la sua immersione in quello che è la sfera delle reazioni legate all'assunzione di spezia. Il tempo perde significato e proprio questo perdere il significato del tempo, noi che siamo onniscienti come il dottor Manhattan, vediamo che riesce a vedere un futuro in cui si prevede la distruzione dell'universo, comunque si vede lui confrontarsi con Superman, ma il bello, a differenza di altre profezie, non è l'obiettivo, il destino, quindi la conclusione della profezia, ma è come ci si arriva, come gli eventi si dipanano, come vengono alterati, come si sviluppano, di modo che Gli amici che ci siamo fatti lungo la strada. esatto, gli amici che si fanno è bellissimo come si arriva, appunto si scopre, si autorealizza la visione di Manhattan e davvero ve lo consiglio un sacco. Questo è, se siete patiti della serie originale di Watchmen di Gibson e Moore,
devo dire che questo penso sia uno dei migliori seguiti mai realizzati. Non Appena buono un pelo quanto sopra. quello HBO, però. Il Watchmen è incredibile su come non abbiano al momento sbagliato ancora niente a livello di comunque di seguiti. Ho letto un po' i prequel onestamente, ma non mi avevano entusiasmato, però a livello di seguiti tra TV e appunto questo fumetto siamo su livelli altissimi. Io E sono poi rimasto sorpreso. pensavo, ricollegandomi anche all'Archivio Jedi scorso, quindi la prima puntata della quinta stagione, la profezia invece che hanno i maestri del Tempio di Taris, che poi, Bravo. insomma, che vedono in Zain Karrik essenzialmente il nuovo signore dei Sith che annichilerà l'ordine Jedi. Poi è molto bello vedere più avanti, no, in Flashpoint, cioè il secondo arco narrativo, Spiazzato, io lì non me l'aspettavo. esatto, di vedere un certo personaggio come dire, con un certo nome che è un nome, diciamo, sconosciuto, poi dire, ah, comunque puoi chiamarmi, e invece dice un nome che se avete giocato a KOTOR riconoscerete bene, e inoltre in quel momento indossa le stesse vesti che questi veggenti maestri Jedi avevano, come dire, attribuito a Zayn, ed è per questo che lo avevano iniziato a perseguitare lui, come tutti i suoi compari apprendisti Padawan, proprio per essere, cioè, col rischio che fossero signori dei Sith. Quindi anche Davvero lì incredibile quel momento. Ottimamente costruito, devo dire, non me l'aspettavo. sì, sì, no, quello bellissimo. Come è gestito quel finale lì è potente, perché è ben costruita proprio. E tu allora fai il collegamento, ti si accende la lampadina e capisci che alla fine non è che erano totalmente nel torto, ecco, questi veggenti. Cioè... Le migliori rivelazioni assieme a quelle dei finali di Saw, direi, decisamente. Molto bene, allora io vorrei recuperare qualche domanda che c'è stata, e la recupero anche se hanno già dato risposta a Raghi in chat. Allora Daniele ci chiede quando inizia in Italia la fase 2 dell'Alta Repubblica. Non sappiamo neanche quando inizierà negli Stati Uniti, per cui è molto presto per dirlo. Le prossime opere dell'Alta Repubblica, ci arriviamo tra pochissimo, escono proprio questo mese, ma appunto ci arriviamo tra pochi minuti. Abbiamo avuto però forse un piccolo indizio per quanto riguarda la fase 2 negli Stati Uniti, perché ricordiamo che adesso le varie fasi sono state separate da 6 mesi di distanza. La sezione, la terza parte, quindi la conclusione della fase 1 arriverà negli Stati Uniti a inizi dell'anno prossimo, o sbaglio? Esatto, esattamente. E invece a metà dell'anno prossimo preparatevi, ne abbiamo fatto la notizia, la news proprio questa settimana, a una vagonata di prodotti legati a Obi-Wan, quindi avremo vari, tra virgolette, seguiti o prequel spirituali, stile maestro apprendista, il romanzo Padawan. Sì, sto mettendo adesso il link in Ok, chat. Ci grazie. sarà il romanzo Brotherhood con il Brotherhood. rapporto tra Obi-Wan e Anakin durante le guerre dei cloni, poi il romanzo per giovani lettori Padawan, in cui vediamo l'inizio dell'apprendistato tra Obi-Wan e Qui-Gon, e poi ci sarà, vabbè, Stories of Jedi and Sith, e poi ci sarà la bomba, cioè Shadow of the Sith. Il vero episodio 7. E quindi appunto col periodo già occupato a maggio-giugno, speriamo che Giorgio non ci lasci per sempre in Esatto. diretta. Ehm, Presidente. sì, esatto. Deve uscire, signor Presidente, così posso prendere il controllo dello stream. Appunto, probabilmente, io personalmente un po' spero un attimo di stacco, perché comunque ogni 6 mesi è un ritmo molto serrato per avere 3 opere alla volta, quindi dare il giusto stacco, magari per far Beh, riprendere un po' da cliffhanger sito. pesante, sì. Se fosse ogni 6 mesi 3 romanzi è molto serrato come ritmo. Secondo me così si mantiene l'hype e si diluisce il giusto, magari per variare un po' con romanzi da tempo dovuti come appunto questo Shadow of the Sith.
Ringraziamo sempre la cancellazione del romanzo spin-off di Mandalorian perché ci ha dato Shadow of the Sith, perché doveva Mm. essere scritto da Adam Christopher, che poi gli hanno detto no vabbè, allora quello no, senti scrivi questo. Più o meno è andata così. E Ginevra invece ci chiede che è alla ricerca dei fumetti della serie Vader, ma non riesce a trovarli. Sono esauriti? Sì. A inizio 2022 ci sarà l'omnibus di Darth Vader 2017, non sappiamo ancora quando, ma direi nei primi 6 mesi all'incirca dovrebbe uscire, mentre invece attendiamo una ristampa dell'omnibus della serie del 2015 ancora, perché anche quello è esaurito. Ok, allora, se non ci sono altre domande, oggi siamo stati rapidi, devo dire. Se non ci sono altre domande, io inizierei a parlare delle opere del mese, cioè del mese in corso, se sei d'accordo, Mhm. CF, che escono proprio questa settimana. E preparatevi giovedì che è pesante, Giovedì, cioè i prossimi 2 giovedì molto sono pesante. pesanti. Allora, si inizia con, quindi escono tutti giovedì prossimo, cioè giovedì questo, 14 ottobre, Mhm. il terzo volume dei racconti, cioè di Star Wars Tales, la serie a fumetti antologica Legends, ma in realtà addirittura fuori dal Legends, quindi con un sacco di what if, di storie davvero scollegate dal resto, fuori continuity, come si diceva una volta. E in questo volume 3, Resurrezione, c'è una delle storie più celebri, cioè lo scontro tra Darth Vader e Darth Maul, con Darth Maul, diciamo, redivivo, ben prima che Filoni lo resuscitasse in The Clone Wars, quindi è storia dell'universo espanso di Star Wars. È super consigliato se vi piace il Legends, se avete letto o visto What If, insomma, se volete provare qualcosa di diverso dal solito Star Wars, i racconti fa per voi, perché è una serie dove davvero la creatività degli autori è stata completamente slegata e completamente liberata. E per qualche motivo in formato Kindle è già leggibile da 10 giorni, già dal 30 settembre è già acquistabile, quindi non dovete aspettare. Ecco, infatti, tra l'altro doveva uscire a settembre, poi è stato spostato, per cui non ne abbiamo parlato oggi essenzialmente per questo motivo. Poi arriverà attesissimo anche, direi, I segreti dei Sith. Attesissimo perché è uscito questa settimana negli Stati Uniti e adesso su Reddit sta esplodendo perché c'è la prima immagine della Diade, che non so se hai avuto modo di vedere oggi, CF. No, mi ricordo la sprovvista sul fatto che sia appena uscito perché ricordo già oltre un anno fa che era arrivato quello dei Jedi, non pensavo che fosse uscito, Sì, sì, invece hai ragione. è uscito proprio in questi giorni negli Stati Domani, Uniti, domani. vedi, domani, e arriva praticamente in contemporanea anche qui in Italia. Sono 32 pagine in formato cartonato, 23x23, quindi quadrato piccolino, non enorme, però è sicuramente, Questi sono 21 per farvi capire. La parte sopra è 21, quindi quindi è un po' più largo, piccolino. esatto. E, insomma, conterrà diverse illustrazioni e diverse informazioni sui siti del canon, a quanto pare anche informazioni abbastanza succose, visto appunto il discorso della Diade, ed è tutto scritto in universe, per cui ad esempio il discorso della Diade è raccontato dallo stesso Darth Sidious, che dice: il mio maestro Darth Plagueis aveva cercato di creare una Diade con me, io ho provato a crearla con il mio apprendista Darth Vader, eccetera, eccetera. Quindi rispetto ai segreti dei Jedi, che invece è sparito un po' dal calendario e non sappiamo bene quando arriverà, speriamo comunque anche lui a ottobre. Questo, i segreti dei Sith, almeno sulla carta, per le informazioni che sono uscite adesso, sembra abbastanza pregno. Quindi io questo al momento, anche se un po' sulla carta, lo consiglio. Però è la prima opera dove si parla in maniera un po' dettagliata di Diade dal punto di vista del lato oscuro, quindi già se siete un po' interessati all'argomento, recuperate. Bisogna dire che hanno pochissime pagine,
però viene un po' contrabbilanciato dal fatto che l'edizione italiana, seppur più piccola da quella originale, costa di meno perché costa molto di più in lingua originale e le illustrazioni effettivamente Sono belle. sono molto molto belle. Sì, sì, no, cioè le illustrazioni sono davvero belle. Sono curioso di vedere come sarà l'edizione italiana per l'appunto. Poi esce lo spillato Star Wars 8 con Star Wars 2020 numero 8 e Darth Vader 2020 numero 8, quindi niente di nuovo sul fronte spillati. Poi torniamo nell'Alta Repubblica con un volume che ci state chiedendo tutti che cosa sia, e cioè l'Alta Repubblica Avventure, volume 1, Rotta di collisione. Questo volume non è... anzi, sapete che cosa faccio adesso? Vi faccio vedere il nostro calendario. Faccio share screen. Ecco qua. Questo volume non è il volume che raccoglie il primo arco narrativo della serie Marvel, quella uscita negli spillati. Quello lì esce a novembre in Italia. Questo Star Wars, l'Alta Repubblica Avventure, Rotta di collisione, invece è un volume completamente inedito in Italia che raccoglie il primo arco narrativo della serie a fumetti The High Republic Adventures, che è la serie a fumetti della IDW, cioè quella, diciamo, per giovani lettori. Il fumetto è molto bello, ha una bella trama, una bella storia, non fatevi spaventare dalla dicitura giovani lettori, non lo è, semplicemente ha come protagonisti dei Padawan e ha delle tonalità un po' più, diciamo, scherzose, giocose, però ha dei bei disegni, e mi sembra, sì, Harvey Tolibao è stato anche un autore su Knights of the Old Republic, la serie Legends, per cui non è un fumettista per bambini, è un fumettista fatto e finito. E la storia è bella, è avvincente, si incastra perfettamente poi anche con il resto delle opere dell'Alta Repubblica. C'è Yoda, c'è una fantastica protagonista, Lula Talisola, ci sono tanti Nil, si vedono tanto i Nil anche proprio dal loro punto di vista nei loro ranghi, quindi questo volume è consigliatissimo. E poi esce, questo invece lo faccio commentare a te, il primo volume di Star Wars Epic Eredità. Allora, io non sono potuto partecipare alla scorsa puntata di Archivio Jedi dove avete commentato il volume KOTOR, ma posso dire che secondo me il formato Epic, tralasciando un attimo il contenuto, parlando solo del formato, è il formato che in assoluto preferisco, perché è più di un cartonato, ma è meno di un omnibus, perché è un po' più piccolo dell'omnibus, ha le stesse dimensioni, tra l'altro, per farvi capire, del volume che vi ho mostrato poco fa, i DC Library, e non ha quella maledetta sovracoperta, perché ragazzi, io pur di non averle sovracoperte, più sono disposto a scendere in piazza, non si possono più vedere su dei volumi che si rovinano subito. E mi piace da impazzire, raccoglie generalmente sia questo che quello di KOTOR, i primi 3 volumi cartonati, quindi 18 numeri circa, più o meno, con bonus, extra, cover. È la serie Eredità, quindi ambientata circa un po' più di 130... Esatto, Eredità sono le vere guerre stellari, dice Raghi. Nel 137 ABY, quindi ci sono c'è l'erede degli Skywalker e l'erede dei Solo Fel. La galassia è di nuovo nella morsa dell'imperatore, un imperatore Sith che ha riportato disordine nella galassia, cacciando i Jedi e praticamente portando quasi sulla soglia dell'estinzione l'Alleanza Galattica. Sarà la versione definitiva, come detta da Panini, perché ricordiamo è già uscita nei volumi 100% brossurati Panini Comics, solo parzialmente i best seller, esatto, i primi 3, o comunque fino agli Artigli del Drago, no, anche forse Alleanze, quindi il quarto volume, e parzialmente nella collana Gazzetta, e invece questa la raccoglierà integralmente, molto presumibilmente in 3 volumi, perché appunto sarebbero in realtà un totale di 56 albi, quindi, sì. Esatto, 50 più 6 di War, quindi 18 più 18 più 20 magari il conclusivo. Il consigliato, ovviamente, secondo me questo è uno dei
dei vertici dell'universo espanso, sebbene all'epoca, nel 2006, venne accolta davvero, davvero molto male, però non può mancare nella libreria di ogni fan, soprattutto se siete affascinati come me più dal futuro che dal passato delle guerre stellari. È l'unico prodotto ambientato così in là a livello di timeline assieme ad Eredità volume 2, che speriamo abbia anch'esso un trattamento nel formato Epic, quindi ragazzi recuperatelo assolutamente. L'unica cosa che mi fa storcere il naso è purtroppo La copertina. la copertina, perché sappiamo che Panini può scegliere la sua copertina. L'ha fatto per Knights of the Old Republic, Cavalieri della Vecchia Repubblica, che non è la stessa copertina degli Epic in lingua originale, che comunque ricordiamo gli Epic in lingua originale, ragazzi, sono in copertina flessibile, quindi a noi va molto bene che sia cartonato. È un peccato non avere in copertina i protagonisti o comunque la copertina con i vari Sith, però non lamentiamoci, dai, questo è davvero un ottimo colpo, sono davvero contento che arrivi in formato deluxe. Sì, la copertina con i vari sit sarebbe stata, secondo me, la Oro. migliore, assolutamente. Mm-hmm. Bene, poi il 21 ottobre, Mamma mia. non so se è confermato, però vedo che non c'è scritto data, che Raghi non ha scritto data da, E come dire, questo è uno che naviga placeholder. molto, lo sai solo lunedì prima questo. Sì, esatto. Quindi Naviga questo. potrebbe uscire Delizie da una galassia lontana lontana, non lo sappiamo però ancora, potrebbe uscire, ne parleremo il mese prossimo appunto, che è il ricettario appunto di stuzzichini e di dolci, molto di, cioè in inglese era Galactic Baking, per cui c'è molto di non ci sono ricette, cioè sono ricette di baking, quindi biscotti, panini, Ci sono sfoglie. contenuti in Universe o sono solo per cucinare? Cioè come tipo quello di Galaxy's Edge che No, ha non è qualche come chicchetta? Galaxy's Edge. Ah. Raghi dice che su Panini è quel giorno, quindi sembra confermato per Mm. ora. Poi I Segreti dei Jedi è disperso, dovrebbe uscire il 21 ottobre, poi vediamo se sarà confermato o meno, perché per il momento è un po' latitante. Poi esce l'Alta Repubblica 6, quindi il sesto spillato della serie Marvel. Gabriele prima ci chiedeva perché aveva saltato settembre, essenzialmente perché questo spillato va letto dopo Si alza la tempesta, per cui bisognava riallinearsi all'uscita anche alle tempistiche americane, e quindi hanno deciso di far saltare il mese di settembre e di pubblicare questo albo 6 appunto in concomitanza con l'uscita di Si alza la tempesta, quindi il prossimo romanzo adult del dio Cavan Scott, al momento per quanto mi riguarda il miglior romanzo dell'Alta Repubblica, Addirittura. sì, Addirittura. a mani basse, il miglior romanzo dell'Alta Repubblica. Addirittura. Cavan sa che cosa ha fatto, ha confezionato un ottimo romanzo, avvincente, spiazzante, che anche risolve un po' magari i problemi di ritmo della Luce dei Jedi, assolutamente da leggere. C'ha almeno 2 momenti da avere guerre stellari. Almeno 2. Almeno 2. E poi uscirà anche il quinto volume di Star Wars Classic, Inseguiti dall'Impero, quindi prosegue la ristampa che si avvia verso metà, giusto? Con Sì, questo, è il quinto quasi, su 12. il quinto su 12, quindi ci avviciniamo alla metà, del resto ormai va, come dire, sta uscendo praticamente da un anno, e Inseguiti dall'Impero, e questo ristampa i volumi dal 43, gli albi dal 43 al 50 della serie originale Star Parte Wars con la Television. seconda metà dell'Impero colpisce ancora. Purtroppo hanno spezzato l'adattamento. Questo inizia con la seconda metà del film e poi prosegue con le storie inedite, ovviamente. Esatto, esattamente. Quindi queste sono le uscite che appunto arriveranno nelle prossime 2 settimane, in realtà, di Panini Comics, di tutti i libri e fumetti di Star Wars. Vi ricordiamo che
fine mese ci sarà anche Lucca Comics and Games 2021, anzi sì, si chiama quest'anno Lucca Comics and Games, giusto? Sì. Si terrà Lucca Comics and Games. Panini non sarà presente fisicamente a Lucca e credo che soltanto qualche membro toscano della redazione sarà presente fisicamente a Lucca, almeno io non intendo andare, non so CF se tu hai cambiato idea nel frattempo. Se non ci sono sviluppi difficilmente. Però Panini ha dichiarato, ancora non sappiamo le modalità, che comunque terrà dei suoi annunci online e delle sue conferenze online, quindi arriveranno sicuramente degli annunci delle conferenze negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre. Adesso non mi ricordo quando sono le date di Lucca precisamente, ma mi sembra dal 29 al 2, una roba del Siculo a genere. cavallo. Esatto, per cui insomma state pronti perché sicuramente arriveranno annunci. Qualcosa secondo me noi l'abbiamo già leakata questa settimana, cioè settimana scorsa, perché la ristampa di Darth Bane direi che è stato un colpaccio che hai individuato tu, e io spero che in questa Lucca venga confermato insomma il discorso delle ristampe Legends. Sicuramente il prossimo mese con la terza puntata di Archivio Jedi, che sarà il secondo lunedì del mese come sempre, cioè l'8 novembre, avremo modo di commentare anche gli annunci. Io direi che sarà l'occasione perfetta per commentare gli annunci che saranno stati tendenzialmente la settimana prima. E Christian infatti ci chiede: vi aspettate gli annunci a tema Star Wars nel prossimo volume di Anteprima a Lucca? Sì, sicuramente. Io mi aspetto la ristampa del Legends, io immagino l'Essential Legends Collection, almeno in parte, e poi mi aspetto il secondo di Tron, l'Ascendenza anche. Cioè, essenzialmente io mi aspetto i primi 6 mesi di romanzi, cioè i primi fino a giugno io mi aspetto almeno, anzi no, almeno no, al massimo fino a giugno, ma diciamo tra i 4 e i 6 mesi coperti di annunci. Di solito più o meno Lucca va così, 4-6 mesi coperti. Quindi mi aspetto 4 romanzi tendenzialmente e sicuramente qualche epic per continuare. Spero anche un epic magari nuovo. Io attendo l'epic dell'Alba degli Jedi, perché ce li ho in realtà, però è giusto che arrivi l'epic anche di quello, e poi vedremo un po'. Comunque sì, io annunci me li aspetto, come giusto che sia, voglio dire, e anche se non è in presenza è comunque Lucca e quindi gli annunci arriveranno. Se siete bravi a fare i conti potete già riempire qualche tassello, cambia il mese, però i tasselli che devono annunciare, quelli sono, ragazzi, le serie iniziate devono finirle. Sì, esatto. L'Alta Repubblica deve proseguire e quindi Tron deve proseguire. Vedete che alla fine gli annunci ve li abbiamo fatti adesso noi, cioè praticamente. Anche il quinto, l'episodio 5 di, come si chiama, da un certo punto di vista, esatto. Ora che hanno annunciato il 4. Per cui, insomma, queste sono le opere che mi aspetto di aver confermate. Detto questo, io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, direi che abbiamo fatto un bel recap di questo mese. Ringrazio te, Chef, per la presenza, sono super contento di averti riavuto al mio fianco questa sera. Samau. E niente, noi ci ritroviamo, appunto vi ricordo, l'8 novembre per la prossima puntata di Archivio Jedi. Comunque non mancate di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube. Vi ringraziamo molto anche per il supporto che ci state dando, stiamo crescendo molto, il progetto Era Imperiale insieme ad Unbound sta andando molto bene, quindi i contenuti non mancano, ragazzi, fate iscrivere anche i vostri amici, come sempre qui nel lato cartaceo della forza, nella nostra community di lettori. Quindi noi vi auguriamo una buona serata, delle buone letture e, come sempre, che il lato cartaceo della forza sia con voi. Grazie a tutti e ciao. Grazie a tutti, buona serata, ciao ciao.